Le disparità resistono nel mondo del lavoro. Nei paesi in via di sviluppo la situazione è molto più grave. Le donne lavorano in massima parte in agricoltura. La rappresentanza politica è per molte un'utopia. Queste discriminazioni partono da lontano, dall'accesso all'istruzione, quando non direttamente dagli aborti selettivi. Le società patriarcali sono le più restie a concedere parità a ragazzi e ragazze, ma passi avanti significativi si sono già fatti in diverse regioni.